La seconda galleria è dedicata al generale Davet. Qui sulla sinistra vedete l'ingresso della galleria, sopra l'ingresso vedete la solita targhetta di cui vi avevo già parlato, no? Zoomata, eccola qui, numero 2 perché è la seconda galleria, ml metri di lunghezza 65, dedica generale Davet. Chi era questo generale Davet? Era colui che nel 1917, e quindi l'anno in cui venne realizzata la strada delle 52 gallerie, col grado di colonnello era a capo del genio del quinto corpo d'armata, ovvero di quel corpo d'armata da cui dipendeva anche la 33esima compagnia, quella che fisicamente realizza la strada delle 52 gallerie. Fu proprio il colonnello Davet, insieme a un suo collaboratore, capitano Leopoldo Motti, che poi morirà a seguito dello scoppio di una mina sul Pasubio, che un bel giorno, siamo nel febbraio del 17, convoca il capo della 33esima compagnia, vi ricordate, lo avevamo già nominato, era il tenente Zappa, quello col barbone, no? Chiedendogli, ordinandogli, perché chiese anche la sua opinione sulla fattibilità, di realizzare la strada delle 52 gallerie. Tenente Zappa accetta con entusiasmo e poi ci si mette al lavoro. Ecco, Davet fu proprio colui che insieme al suo sottoposto Motti ebbe l'idea e la volontà di realizzare questa strada delle 52 gallerie. Non a caso Davet era a capo del genio del quinto corpo d'armata, aveva straordinarie capacità ingegneristiche e quindi anche grande acume. Di lì a poco infatti verrà poi promosso a generale. Per cui vedete che la dedica della seconda galleria si lega concettualmente con la dedica della prima galleria. La prima galleria era dedicata al tenente Zappa, capo della 33esima compagnia, la seconda al superiore del tenente Zappa, e cioè il colonnello Davet, colui che ebbe l'idea e che diede sostanzialmente l'ordine di realizzare la galleria, la strada delle 52 gallerie stessa. Possiamo entrare virtualmente nella galleria, da qui proseguiamo qualche metro e arriviamo alla fine. Qui sulla destra vedete lo sbocco, qui sulla sinistra vedete una feritoia. Ecco, in questo caso questa feritoia era una postazione d'artiglieria. Perché cosa accadeva? Che è vero che la strada delle 52 gallerie era una strada d'arroccamento e quindi una strada funzionale a rifornire le prime linee, ma è anche vero che giustamente l'esercito italiano pensò di prendere due piccioni con una fava, cioè mano a mano che costruiva la strada e che saliva di dislivello, cominciava a piazzare dei pezzi d'artiglieria, cannoni e affini, per dominare le valli sottostanti. Le prime 8 gallerie sono anche gallerie cannoniere, perché appunto ospitavano pezzi d'artiglieria di vario genere. L'idea era quella appunto di tenere sotto tiro le valli in modo tale da impedire il passaggio del nemico qualora avesse voluto avventurarvisi, evidentemente. Quando percorriamo queste gallerie, notiamo spesso a destra o a sinistra, a seconda dei lati, delle feritoie che danno verso l'esterno. Queste feritoie possono assumere varie funzioni. In questo caso qui specifico della seconda galleria, questa era una postazione d'artiglieria. Però potevano assumere funzioni diverse. In altri casi abbiamo delle feritoie che consentivano alla luce di entrare e di illuminare la galleria, perché mentre i minatori scavavano si facevano luce con delle lampade ad acetilene, le quali però illuminavano un pochino, a volte funzionavano, a volte mancavano i boccucci, a volte c'erano problemi, molto meglio poter fruire della luce diurna. A volte queste feritoie servivano anche per arieggiare la galleria, perché mano a mano che si scavava, metro dopo metro dopo metro, a un certo punto mancava l'aria e quindi bisognava arieggiare. In alcuni casi portavano dei grandi ventilatori che pompavano l'aria all'interno dando riciclo, insomma ossigeno, anidride carbonica, in altri casi si aprivano delle feritoie. Ma in altri casi ancora, queste feritoie che si vedono sui lati erano dei punti d'attacco alla galleria, perché poteva capitare, e spesso era così se la morfologia della roccia lo concedeva, che una galleria venisse scavata da più punti contemporaneamente per velocizzare il lavoro, cioè non è che si cominciasse dall'ingresso, si continuasse a scavare per finire con lo sbocco.
Generalmente c'erano dei punti d'attacco, 2, 3, 4, a volte anche 10 punti d'attacco, in cui i minatori entravano e cominciavano a scavare a destra e a sinistra contemporaneamente, infine ricongiungendo i vari segmenti scavati e creando quindi la galleria nel suo complesso. Ovviamente lo scopo, ripeto, era velocizzare i lavori, no? Alcune feritoie sono dei punti d'attacco alle gallerie. In altri casi la feritoia poteva servire a che cosa? A scaricare il materiale accumulato, perché voi immaginate, i minatori scavano, ottengono detriti da tutte le parti, era molto comodo avere una feritoia vicino per buttare giù tutto e quindi velocizzare i lavori. Naturalmente una feritoia poteva servire anche a svolgere più funzioni contemporaneamente. Ecco. Queste feritoie avevano anche però degli inconvenienti, per esempio d'inverno, e qui d'inverno la temperatura scende di gran lunga sotto zero, entrava un freddo cane e quindi bisognava cercare di tamponarle eventualmente. Oppure in altri casi, non proprio in questi casi del Pasubio, ma in altre gallerie, le feritoie potevano mostrare al nemico il percorso interno della galleria, no? Quindi seguendo la linea delle feritoie si poteva più o meno indovinare quale fosse il percorso che la galleria seguiva all'interno della montagna. E anche queste erano informazioni strategiche che era meglio non dare al nemico. Però non era questo il caso. Ecco, abbandoniamo la seconda galleria e ci dirigiamo verso le gallerie degli irredentisti. Alla prossima.